Presidente, un'opera importante che permetterà agli abitanti della zona di non dover più guardare il meteo per decidere, per sapere se poter andare a lavorare il giorno dopo. Sì, assolutamente importante. Devo dire che è un'opera che è stata realizzata in pochissimo tempo, siamo riusciti a mantenere la promessa che ci eravamo presi proprio di fronte a un'assemblea pubblica ai cittadini. Ne sono particolarmente contenta, i ringraziamenti vanno sicuramente all'amministrazione regionale che è stata veloce e determinata, alla protezione civile e quindi alla direzione infrastrutture, anche a FVG Strade e anche ai sindaci. Come abbiamo detto però questa è una soluzione provvisoria, vuol dire che stiamo già lavorando sulla soluzione definitiva e la cosa più importante, abbiamo già trovato le risorse. E quindi l'importante, una volta trovate le risorse, c'è un'idea di progetto, non perdere tempo altrimenti potrebbe essere fatale. Ma sì, diciamo che siamo stati bravi ad arrivare fin qui in pochissimo tempo, l'impresa ha assolutamente fatto il lavoro così come era stato progettato, ora però noi sappiamo che questo ponte è un ponte provvisorio, quindi significa che da qui ai prossimi 7 anni dobbiamo trovare la soluzione definitiva. Il progetto c'è già, va sicuramente migliorato perché è un po' datato, i soldi ci sono, non possiamo fermarci di fronte a infinite discussioni. Un po' nell'inverno del 2013 la strada, dobbiamo dircelo, è una cosa un po' diversa, ma allo stato attuale il progetto è che possiamo vedere, però dobbiamo essere, secondo me, non risulta più contemporaneo. Sovralluvionamento dell'alveo del Ciampino. Insomma, dagli archivi sotto il profilo energetico e con gli aumenti di efficienza questo assetto di discussioni infinite. Ecco, questo è il progetto completo. Questo è il progetto completo. Presidente, un'opera importante che permetterà agli abitanti della zona di non dover più guardare il meteo per decidere, per sapere se poter andare a lavorare il giorno dopo. Sì, assolutamente importante. Devo dire che è un'opera che è stata realizzata in pochissimo tempo, siamo riusciti a mantenere la promessa che ci eravamo presi proprio di fronte a un'assemblea pubblica ai cittadini. Ne sono particolarmente contenta, i ringraziamenti vanno sicuramente all'amministrazione regionale che è stata veloce e determinata, alla protezione civile e quindi alla direzione infrastrutture, anche a FVG Strade e anche ai sindaci. Come abbiamo detto però questa è una soluzione provvisoria, vuol dire che stiamo già lavorando sulla soluzione definitiva e la cosa più importante, abbiamo già trovato le risorse. E quindi l'importante, una volta trovate le risorse, c'è un'idea di progetto, non perdere tempo altrimenti potrebbe essere fatale. Ma sì, diciamo che siamo stati bravi ad arrivare fin qui in pochissimo tempo, l'impresa ha assolutamente fatto il lavoro così come era stato progettato, ora però noi sappiamo che questo ponte è un ponte provvisorio, quindi significa che da qui ai prossimi 7 anni dobbiamo trovare la soluzione definitiva. Il progetto c'è già, va sicuramente migliorato perché è un po' datato, i soldi ci sono, non possiamo fermarci di fronte a infinite discussioni. Un po' nell'inverno del 2013 la strada, dobbiamo dircelo, è una cosa un po' diversa, ma allo stato attuale il progetto è che possiamo vedere, però dobbiamo essere, secondo me, non risulta più contemporaneo. Sovralluvionamento dell'alveo del Ciampino. Insomma, dagli archivi sotto il profilo energetico e con gli aumenti di efficienza questo assetto di discussioni infinite. Ecco, questo è il progetto completo. Questo è il progetto completo.